Il consigliere comunale di Agrigento, Pietro Vitellaro, capogruppo di Agrigento Cambia, interviene nel merito della destinazione del ricavato della tassa di soggiorno turistico ad Agrigento, apprezzando e condividendo l'operato dell'apposita consulta istituita. Sì, infatti una delle conquiste che abbiamo fatto in questi 3 anni è il fatto di aver ottenuto la tassa di soggiorno. I ricavi della tassa di soggiorno, che nel 2017 sono stati circa 380.000 euro, vengono spesi in funzione di quanto stabilito da un'apposita consulta, la consulta del turismo, istituita all'interno del comune. Da chi è composta questa consulta del turismo? Da albergatori, da titolari di B&B, da tutti quegli enti stakeholder che si interessano, si occupano di turismo in città. Quindi quale migliore strumento, quello della consulta, è utile per stabilire come spendere questi fondi e come vengono spesi questi fondi? Per il 64% tutto stabilito dalla consulta a cui va il mio più pieno appoggio e il nostro più pieno appoggio e sostegno. Il 64% viene utilizzato per la promozione di eventi turistici in Agrigento. Il 34% viene utilizzato per il decoro urbano. Ho notizie da parte della consulta della vicepresidente Arianna Nicosia che intendono spendere questi fondi intanto per ricostruire i bagni pubblici, che è una notizia non indifferente. L'1%, cosa ancora più importante, per la formazione. Ad esempio la formazione della lingua inglese per tutti gli operatori turistici della città. Ormai dobbiamo capire che Agrigento non è più una città a vocazione turistica, è una città turistica e dobbiamo comportarci come tale. Per cui il mio applauso alla consulta del turismo e andiamo avanti sempre in questo senso.